Stavano compiendo un vero e proprio raid di chiesa in chiesa i due malviventi che i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto sono riusciti a intercettare ieri pomeriggio. Alle 12:45 i militari hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino. Nella chiesa di Miane due individui avevano svuotato le cassette delle offerte, allontanandosi poi a bordo di una Renault Megane marroncina. I carabinieri hanno individuato l'auto all'esterno della chiesa di Lago, riuscendo a bloccarla. A bordo un 54enne salernitano e un 56enne calabrese, già noti alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione, all'interno di un borsello, venivano rinvenuti degli utensili modificati per poter fare i prelievi all'interno delle cassette. In particolare c'era un metro avvolgibile con del biadesivo alla sua estremità. Uno di questi aveva addirittura ancora attaccato una monetina da 50 centesimi. Complessivamente sono stati rinvenuti circa 80 euro di banconote di piccolo taglio e numerose monetine. Due i colpi appena messi a segno nelle parrocchiali di Miane e Revine. Entrambi i due soggetti, cinquantenni, domiciliati nel Vittoriese, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto.